Piogge battenti, temperature autunnali, grandinate, il maltempo che dopo la grande siccità invernale da settimane flagella anche il Veneto sta facendo sentire gli effetti sull'agricoltura. Semine sospese, raccolti in ritardo, calo della produzione. I danni sono già evidenti. Che vanno dall'asfissia radicale fino appunto a ritardi nelle semine, nei trapianti delle colture, oppure danni evidenti come nel caso dell'asparago, dove purtroppo non si riesce ad andare in campo e le temperature basse impediscono la maturazione del frutto, e quindi di conseguenza si hanno, danni sulla produzione abbastanza rilevanti. Soprattutto per le produzioni orticole, il ritardo della semina per l'impossibilità di entrare nei campi allagati potrà avere ripercussioni sulla produzione e sui prezzi. Una carenza di offerta, e quindi sicuramente con un rischio di un rincaro anche abbastanza importante se continua questo tipo di situazione. Le colture più a rischio al momento sono quelle non ancora seminate come il mais e quelle in fase di raccolta o maturazione come l'asparago e le ciliegie. Il mutamento climatico sta facendo sentire i suoi effetti anche attraverso la frequenza sempre più allarmante di eventi estremi, cresciuti in questa anomala primavera del 2019 del 62% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per la vite devastanti le grandinate di una decina di giorni fa nell'area collinare del Prosecco, con un danno ad ora stimato intorno al 5-6% della produzione. Nei prossimi giorni è prevista ancora instabilità, con un nuovo peggioramento il prossimo fine settimana. Per quantificare il danno complessivo all'agricoltura bisognerà attendere giugno. Nella seconda metà di giugno avremo i dati più precisi, perché riscontreremo sulle colture in atto quella che è il frutto negativo di questa fase di stagione.